Stiamo seguendo le persone a distanza. 30 anni fa moriva Aldo Fabrizi, uno degli attori più bravi e amati del cinema italiano. Cinzia Terlizzi. Allora, sparo l'aria a scopo intimidatorio. E vabbè, io non mi intimido e sto qua. Il brigadiere burbero ma umanissimo con il ladruncolo Totò in Guardie e ladri di Monicelli. Sempre ed in secolo. Il prete, amico dei partigiani, in Roma, città aperta di Rossellini. Sono i diversi volti di Aldo Fabrizi, comico e drammatico. La romanità è il suo punto di forza, porta prima a teatro, poi al cinema, macchiette, figure che ha incontrato realmente, lui di famiglia umile, tra i vicoli della Roma popolare. Ma alla naturale bonarietà e simpatia, Aldo Fabrizi, aiutato anche da un'espressiva fisicità, unisce il talento che lo porta a lavorare con grandi autori e grandi interpreti della commedia italiana. Lui stesso è il regista di una trilogia di successo, La famiglia Passaguai, dalla irresistibile comicità. E sebbene i ruoli drammatici gli abbiano regalato premi, sono quelli brillanti che lo rendono indimenticabile, anche in televisione o a teatro, straordinario Mastro Titta in Rugantino. Artista poi nella poesia e in cucina. Com'è bello fa la pasta quando è sera. Non a caso nel suo epitaffio ha voluto fosse scritto «Tolto da questo mondo troppo al dente». Un video che ha fatto il giro